Oggi è la giornata mondiale del libro, pagine classiche e boom sui social, maratona letteraria della Fondazione De Sanctis rilanciata dal Ministero dei Beni Culturali. E sul sito dell'Auditorium di Roma gli scrittori raccontano il coraggio ai tempi del coronavirus. Gianni Maritati. Con la vostra voce, la vostra competenza, il vostro ascolto farete vivere la giornata mondiale del libro esplorando i capolavori della letteratura. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni pensiero, lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. Il contrario più significativo di coraggio per me certamente non è paura, è invece rassegnazione. E il futuro appartiene ai non rassegnati. La sera ci mettiamo sulla veneranda a guardare il paesaggio. Ho un salottino tutto di Rimini. Mi sono tagliato il pipistrello del pollice e ho dovuto farmi un'iniezione sotto Catania. Alla fine, forse, noi scrittori ricominceremo a raccontare di queste storie qui. Infermieri che sono andati a lavorare un giorno e lì sono rimasti per un sacco di tempo. Di capelli neri e folti e cresputi che gli piovevano fuori dalla metà della fronte, quasi a riparargli due bernoccoli metafisici dal bel sole d'Italia. Vi ricordo che potete continuare a seguire le notizie